Silva Lapidea, una mostra di scultura contemporanea transfrontaliera allestita al Museo di Santa Chiara a Gorizia. È una mostra di scultura appunto incentrata sui materiali, sul legno e sulla pietra, da cui questo titolo che è un ossimoro, Silva Lapidea, foresta di pietra. E voleva proprio questo titolo rappresentare questo concetto, no? Questo focus sui materiali, che sono il centro di questa esposizione. Dai materiali abbiamo pensato di invitare gli artisti che operano appunto con il legno e la pietra, quelli viventi contemporanei, ma anche di fare degli omaggi a degli artisti che non sono più viventi, alcuni dei quali hanno avuto già dei riconoscimenti, altri assolutamente no, magari anche perché tutti di fatto prematuramente scomparsi. Razstava z naslovom Silva Lapidea, v slovenskem prevodu Kamniti gozd, v Muzeju Svete Klare v Gorici, ki v sebi še vedno skriva sledi nekdanjega samostanskega kompleksa, prinaša vpogled v bogato čezmejno kiparsko produkcijo. Gre za prvo obširno, pregledno razstavo in zato na nek način tudi zgodovinsko, na kateri se predstavlja 24 slovenskih in italijanskih kipark in kiparjev, ki svoja kiparska hotenja udejanjajo bodisi v lesu, bodisi v kamnu in gradijo svoje kiparske poetike na dialogu s tema dvema tradicionalnima naravnima materialoma. Sicer pa razstava nima tematskega ali kako drugače zamejenega koncepta, temveč narekuje predvsem kompleksen in na kakovosti temelječ vpogled v sodobno kiparsko produkcijo našega goriškega prostora, ki je, kot lahko vidimo na tej razstavi, še kako živa, vznemirljiva in aktualna. La mostra si articola su 3 piani del museo e il museo stesso è parte integrante della mostra perché il suo carattere, con il legno e il bianco comunque sia dei muri e delle pietre, amplifica in qualche modo questo concetto. Gli artisti sono 24, tra quelli italiani e quelli sloveni, 24 scultori, più 2 fotografi perché c'è una sezione dedicata alla fotografia, sempre incentrata sui materiali, sempre incentrati sul legno e sulla pietra. Gli artisti italiani che sono stati invitati, gli scultori italiani che sono stati invitati, rappresentano un po' e mostrano attraverso le loro opere tanti modi di fare scultura oggi, tanti modi in cui la scultura contemporanea si mostra e rappresenta un quotidiano. E quello che comunque si evince da tutte le opere, che sono molto diverse l'una dall'altra, ma che anche dialogano l'una con l'altra, sia quelle italiane che quelle slovene, perché non ci sono sezioni in questa mostra, non c'è la sezione di artisti italiani o la sezione di artisti sloveni, non era quello che si voleva fare. Ecco che comunque tutti gli autori dialogano tra di loro, dialogano attraverso dei linguaggi scultori artistici diversi che vanno dal linguaggio figurativo a quello più astratto e concettuale, ma tutti con un'identità, con una forza. Ciò che è uscito da questa mostra è anche una certa predisposizione degli autori a lavorare sia il legno che la pietra. E infatti molti sono presenti con opere di tutti e 2 i materiali, o il legno della pietra nelle stesse opere. E quindi questa varietà è anche in qualche modo anche completezza ma anche ricchezza di un fare artistico contemporaneo. E questa mostra è di per sé, proprio per la scelta dei materiali e per le opere che comunque sono esposte, una mostra molto potente, molto forte, molto non pesante nel senso comunque negativo del termine, in quanto potente proprio, perché la scultura è appunto arte plastica e come tale è un'arte fisica, non immateriale, forte, potente, a maggior ragione quella in legno e in pietra. E così
Con questa idea, con questo, diciamo così, focus, si è voluto dare l'avvio o comunque presentare e dare il proprio contributo in qualche modo. Questo è il nostro contributo proprio su quello che saranno comunque anche tutte le attività verso Go 2025 in un fare trasfrontaliero veramente reale e quotidiano, vero, nel senso proprio di un lavorare insieme noi curatrici, io Emanuela Uccello con Paola Jars fin dall'inizio, lavorare insieme gli autori italiani e sloveni invitati anche nell'allestimento stesso assieme all'associazione Prologo che ha collaborato attivamente a questo progetto. Quindi una mostra da visitare, una mostra che senza linguaggi e lingue diverse riesce comunque sia a presentare un sentire comune che è quello di questo territorio, il goriziano. Poleg še živečih avtorjev, ki odpirajo različne vidike kiparske umetnosti in gradijo svoje likovne izpovedi skozi različne kiparske pristope, tehnike in sloge, od bolj ekspresionistične neofiguralike do povsem abstraktnih form in tudi konceptualnih zasnov, smo se na tej razstavi z vsem dolžnim spoštovanjem spomnili tudi nekaterih preminulih kiparjev, ki so pustili pomembno sled v zgodovini umetnosti ali pa še niso bili dovolj ovrednoteni v tem prostoru. Na razstavo smo vključili tudi umetniško fotografijo, ki je motivno vezana na les ali kamen in je nastala specifično prav za ta čezmejni razstavni projekt. Fotografsko kompozicijo sta prispevala priznana goriška fotografa Roberto Kusterle in Franco Spano. Kot sokuratorka te razstave sem bila zadolžena za izbor slovenskih avtorjev. 11 jih sodeluje na tej razstavi, 3 žal niso več med nami, so pa pomembno sled pustili v slovenskem kiparstvu. To so Negovan Nemec, Zmago Posega in Vladimir Makuc. Starejšo generacijo zastopa s svojimi lesenimi skulpturami Nedeljko Pečanac. In potem so tukaj še predstavniki srednje in mlajše generacije. To so Boštjan Kavčič, Vasja Kavčič, Damjan Komelj in Gorazd Prinčič ter 3 kiparke, Anja Kranc, Ana Žerjal in Nika Šimac. Na tej razstavi prevladujejo predvsem tradicionalne oblike kiparstva, v katerih pa se kaže izrazita moč individualnosti, raznolikost kiparskih pristopov in tudi želja po odpiranju nekaterih univerzalnih in aktualnih tem sodobnega časa.